Tanti cori, tanti cartelloni e soprattutto tanta voglia di stare insieme. Circa 200 studenti da tutte le scuole della provincia, con la regia di Rete Studenti Medi, si sono radunati in piazza Montegrappa questa mattina per protestare contro la seconda prova scritta di maturità. Una prova introdotta a sorpresa dal Ministero, quando ormai si pensava di dover sostenere solo l'orale e forse il tema d'italiano. Un cambio di rotta che non è piaciuto agli studenti e che arriva a poco più di 4 mesi dall'inizio dell'esame di Stato. Quello che gli studenti contestano è la preparazione inadeguata per affrontare questa prova. La DAD e le continue interruzioni della didattica, infatti, renderebbero difficile sostenere un esame così strutturato. La seconda prova scritta, inoltre, è da sempre la più temuta. Tanti gli interventi che si sono alternati in piazza. Gli studenti hanno dato voce alla solitudine vissuta durante i periodi di didattica a distanza e le difficoltà incontrate. La manifestazione si è svolta senza problemi di ordine pubblico, una protesta ordinata e disciplinata che si è svolta contestualmente in 38 piazze italiane. Anche Varese è stata presente.